Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza per raccontarvi tutte le notizie, tutte le novità che stanno accadendo nella nostra regione con i collegamenti da tutte le nostre redazioni nel Veneto. E partiamo con Vicenza perché oggi è allerta gialla per il maltempo. Ci sono ancora piogge sulla città che la settimana scorsa ha avuto diversi quartieri allagati. Noi ci colleghiamo in diretta con Carlo Alberto Inghilleri e con Andrea Benetti per tutte le ultime novità. Buongiorno Carlo. Buongiorno Filippo e buongiorno a tutti i telespettatori. Hai detto bene, c'è questa ultima coda di maltempo, l'ultima almeno nelle speranze, questo è l'augurio, queste sono anche le previsioni al momento. Io ringrazio per essere qui con noi l'assessore Cristiano Spiller. Ci troviamo su un ponte storico di Vicenza, Ponte San Michele, proprio un ponte che si affaccia sul retrone, lo potete vedere in questo momento, il livello delle acque è sotto controllo, siamo a un livello di allerta giallo, per cui c'è attenzione sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista idrogeologico. Il COC, il centro operativo comunale, è ancora aperto almeno fino alla fine di questa emergenza e questa notte 3 pattuglie della protezione civile hanno girato i quartieri più fragili proprio per monitorarli, quindi 7K, Cabalbi e la zona stadio, cioè quelle zone che sono state alluvionate. La grande sorpresa però di questa ultima ondata di maltempo è stato il retrone. Sì, perché oggi lo vedete tranquillo, ma nei giorni scorsi è stato proprio il retrone, il fiume, che ha creato più problemi. Il Bacchiglione, dopo l'alluvione di 14 anni fa, l'alluvione di Ognissanti, era stato messo in sicurezza con i bacini di laminazione. Il retrone invece, che esonda molto prima del Bacchiglione, fino ad oggi non aveva dato problemi e quindi non è ancora stato messo in sicurezza. Quindi adesso parleremo proprio con l'assessore Cristiano Spiller di quali sono i lavori, i cantieri che bisognerà mettere in piedi da oggi in poi, appena finita questa emergenza, per mettere in sicurezza anche il retrone. Prima però vi dico che anche la rete idraulica secondaria, per cui stiamo parlando di fossi, fossati e di rogge, sono sotto controllo. Per cui, insomma, la situazione oggi a Vicenza non è sicuramente quella della scorsa settimana. C'è però da pensare al futuro. Sì, è stata un'altra notte di attenzione, di allerta. Fortunatamente quest'oggi pare tutto risolto. Adesso bisogna, riparati i danni, pensare proprio al futuro. C'è stata una piena del retrone che non c'era stata neanche nel 2010 e sulla cui esperienza dobbiamo un attimo anche ricalibrare anche i nostri piani emergenziali. Ecco, da questo punto di vista bisogna fare una riflessione anche sugli affluenti. Sì, infatti il retrone confluisce, anzi la Dioma confluisce sul retrone all'altezza di Sant'Agostino della zona industriale. Lì ci sono stati i maggiori danni. Proprio con i miei occhi durante l'emergenza ho potuto vedere e constatare 2 punti dove la Dioma è esondata e 2 punti dove l'arginatura era più bassa del resto degli argini, 2 punti quindi fragili che hanno permesso inondazioni anche abbastanza ampie. Quindi un primo intervento sicuramente è quello di andare a rimodulare e rivedere le arginature della Dioma, che è cresciuta molto sia per le piogge ma anche per il fatto che si è trovata a confluire in un retrone già molto alto che non ha permesso il deflusso delle sue acque. Quindi un'eventuale cassa di espansione sarebbe opportuno individuarla prima della confluenza tra Dioma e retrone, quindi prima della zona di Sant'Agostino, della zona industriale di Vicenza. Ecco, che sono le 2 zone che hanno risentito proprio dei problemi legati alla Dioma, però negli ultimi giorni è stato fondamentale proprio il rapporto che si è creato dal punto di vista organizzativo tra tutte le forze dell'ordine che sono scese in campo, compresa la Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle con 2 elicotteri hanno sorvolato le zone alluvionate, le zone che avevano più problemi e hanno mandato alla Protezione Civile tutte le indicazioni utili per intervenire. Ecco, allora vediamo proprio nel prossimo servizio come ha funzionato, e ve lo anticipo, è stato veramente un meccanismo perfetto come quello di un orologio, come ha funzionato l'organizzazione per intervenire puntualmente, chirurgicamente nelle zone alluvionate.
Volpe 510 e Volpe 513 sono i 2 elicotteri della Guardia di Finanza del reparto aeronavale di Venezia che hanno partecipato attivamente alle operazioni di assistenza e monitoraggio in occasione degli allagamenti dei giorni scorsi. In particolare l'equipaggio del primo elicottero, con a bordo il prefetto di Vicenza, il sindaco Possamai e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Cosmo Virgilio, ha sorvolato la città e alcuni comuni limitrofi per comprendere la gravità della situazione e orientare le operazioni di soccorso. Subito dopo altri sopralluoghi aerei con funzionari della Protezione Civile della regione, ancora missioni di volo nei giorni successivi al 28 febbraio, con personale tecnico del Genio Civile a bordo degli elicotteri delle Fiamme Gialle per controllare le infrastrutture idrauliche, prima fra tutte il bacino di Caldogno attivato per la difesa idrogeologica del territorio vicentino. Le foto e i video effettuati dagli equipaggi hanno poi consentito ai soccorritori di orientare al meglio gli interventi a terra. Allagata peraltro anche la sede del Comando Provinciale di Vicenza della Guardia di Finanza. Sott'acqua, ampi spazi esterni, alcuni uffici e un alloggio di servizio. Emergenza risolta grazie all'intervento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Avete visto queste immagini girate proprio dagli elicotteri delle Fiamme Gialle, della Guardia di Finanza, dall'alto, delle immagini che saranno fondamentali anche nei prossimi giorni, non solo nelle scorse ore, nel momento dell'intervento della Protezione Civile, ma anche nei prossimi giorni per capire dove e come intervenire per mettere in sicurezza delle zone che forse oggi sono troppo urbanizzate, come la zona industriale di Vicenza, dove c'è la Dioma. Sì, queste immagini ci fanno capire dove il fiume trova le sue naturali espansioni, perché è vero che dobbiamo arginare meglio i fiumi, dobbiamo trovare delle casse artificiali dove farlo espandere, ma è altrettanto vero che i fiumi hanno necessità di spazi liberi dove poter esondare tranquillamente, quindi senza creare danni. Anche Parco Querini a volte diventa una cassa di espansione naturale per l'Astichello ed è giusto che ci siano queste aree che devono però essere lasciate libere. Noi abbiamo avuto anche sulla Dioma fortunatamente un piccolo bacino, solo 100.000 metri cubi, niente in confronto a quello di Caldogno, nella zona del bosco urbano di Carpaneda. Anche piccole strutture di questo tipo, è vero piccole, ma sono sempre 100.000 metri cubi in meno che hanno esondato in città e nella zona industriale. Quindi trovare piccole soluzioni anche in zone libere per esondazioni e espansioni naturali è importante. La visione di questi filmati ci permette di capire dove i fiumi trovano la loro naturale sbocco, quindi dobbiamo considerare questi aspetti. Bene, io ringrazio l'assessore ai lavori pubblici di Vicenza, Cristiano Spiller, e qui dal Ponte San Michele che si affaccia sul Retrone direi che se non ci sono domande da studio posso restituire la linea, anche perché qui piove ancora, però si va verso un miglioramento, insomma speriamo presto verso la fine dell'emergenza. Speriamo davvero. Allora grazie a Carlo Alberto Inghilleri e ad Andrea Benetti, al loro ospite, per questo collegamento in diretta da Vicenza. Noi adesso ci spostiamo invece in provincia di Treviso, a Vittorio Veneto, per l'esattezza a San Giacomo di Veglia, dove nella notte c'è stato un assalto a un bancomat. Per noi si trova sul posto Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Daniela. Buongiorno Filippo, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, ci troviamo a San Giacomo di Veglia, qui è Piazza Fiume, quindi insomma nel cuore di questo quartiere, alle porte di Vittorio Veneto. Un colpo che è venuto intorno alle 4 del mattino. Vi faccio vedere le immagini perché parlano davvero da sole, lo vedete, è stato letteralmente divelto il bancomat, lo sportello bancomat, a terra vedete i pezzi, fra l'altro è stato scaraventato addirittura in strada per la furia di questa miscela esplosiva accesa dai malviventi. La zona è stata ovviamente transennata per permettere adesso la rimozione di parte dei bancomat, ma come puoi vedere Filippo anche le porte sono inclinate perché la furia esplosiva ha divelto anche la porta d'ingresso della banca, che ovviamente oggi è chiusa. Il bottino è ancora da quantificare, stanno facendo ora i conteggi per capire quanto si sono
portati via malviventi, perché i malviventi sono riusciti a portarsi via il bottino, un colpo fulmineo, perché sono arrivati, hanno fatto esplodere il bancomat e poi sono fuggiti davvero in pochissimi minuti. I residenti hanno sentito questo boato immenso, si erano preoccupati, pensavano addirittura insomma ad un terremoto, non capivano, anche perché l'esplosione è stata talmente forte, come avete visto, che ha fatto inclinare addirittura le porte d'ingresso della banca. Ora poi sono arrivati i carabinieri e stanno ovviamente visionando ora le telecamere di videosorveglianza che ci sono qui nella zona, per cercare di risalire a questa banda, la banda dei bancomat, ormai così la chiamiamo. Ricordiamo che nella Marca anche il mese scorso, ed esattamente il 21 di gennaio, ci sono stati altri 2 colpi a Col San Martino e a Quinto, il 24 dicembre invece a Castello di Godego, sempre assalti ai bancomat, riusciti, alcuni anzi tentati, e sempre questa miscela esplosiva che, come vedete, ha davvero procurato dei danni. Fra l'altro ci diceva il direttore prima che era venuto fuori, ci diceva che appunto è caduto anche una parte del controsoffitto in cartongesso, quindi stanno cercando di lavorare, perché ci hanno detto domani insomma la banca tornerà operativa, e adesso in attesa insomma di sapere il danno, a quanto ammonta, il bottino con cui sono scappati i malviventi. E da qui da San Giacomo di Veglia davvero tutto. Filippo, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia in collegamento da San Giacomo di Veglia con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Noi torniamo per un istante nel Vicentino, andiamo a Gambellara, dove si sono vissuti attimi di paura per lo scoppio di un incendio in un garage alle 3 di notte. Gambellara, in fiamme durante la notte un garage distaccato dall'abitazione in via Don Antonio Vignato. Immediato l'allarme lanciato ai vigili del fuoco intervenuti da Vicenza e Lonigo con 7 operatori, 2 autobotti e un'autopompa. L'innesco molto probabilmente è derivato da cause elettriche che hanno trovato facile esca nelle masserizie depositate nel locale. I residenti sono riusciti a mettere in salvo le vetture parcheggiate, nessuna persona è rimasta ferita. Il completo spegnimento del rogo è terminato dopo le 5. E allora andiamo a Venezia, perché prima una barca simile a un taxi che sfreccia in un rio a Murano provocando il moto ondoso che danneggia le barche ormeggiate, con il protagonista che tra l'altro ha postato il video usando la canzone Onda Alta di D'Argent D'Amico. Poi 2 giovani che a poca distanza da Piazzale Roma quasi si schiantano con il loro barchino a velocità elevata. Entrambe le imprese sono state riprese e finite sui social, riaprendo il dibattito a Venezia. Vediamo questi 2 video. Sta arrivando l'onda alta, stiamo fermi, non si parla e non si salta. Senti il brivido, ti ho deluso, lo so, siamo più dei salvagenti sulla barca. Sta arrivando l'onda alta, non ci resta che pregare finché passa. Sembri timido e sorriso, no, sono già promesso sposo con un'altra. Ehi, bambino, questa volta hai fatto proprio bene. Ma sei mongo questo qua. Se questo si schianta perché adesso si là. È chiuso! È chiuso! Mamma mia! È chiuso! È chiuso! Non l'ha visto in tempo questa casa? No, se con la musica che va, Tasi! Dio sa, anche la Rio Serà, proprio deficiente. Tasi, che Rio Serà! E questo quindi avete visto i 2 video che in questo momento stanno facendo molto discutere per quello che riguarda poi il problema del moto ondoso, ma anche un problema di sicurezza, come avrete intuito nei canali di Venezia. Noi ci spostiamo adesso di poche decine di chilometri perché andiamo a Mestre, torniamo a parlare di una carrozzeria che purtroppo detiene un triste primato per quello che riguarda i furti al suo interno e i titolari, i dipendenti denunciano una forte situazione di degrado nella zona in cui devono lavorare. Noi siamo collegati in diretta con Ilaria Marchiori che si trova a Mestre assieme a Sandro Ponchio perché proprio c'è una piccola manifestazione da parte dei dipendenti del concessionario, vero Ilaria?
Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, questa però ormai è una situazione radicata che va avanti da anni, che noi stessi seguiamo e documentiamo da anni con gli appelli del titolare della carrozzeria moderna qui in via Giustizia, Paolo Favaretto, che in questo momento non è qui con noi, però ci sono alcuni dei suoi dipendenti che insieme a lui hanno organizzato qui questa mattina un presidio. Le questioni in realtà sono due, anche se correlate. La prima è la carrozzeria che negli anni ha subito ben 37 furti e nonostante gli appelli numerosi del titolare e le sue personali iniziative con telecamere e altre, per esempio in questo caso ha posizionato anche delle transenne per evitare bivacchi proprio sotto il porticato del suo edificio, e poi ovviamente questi continui bivacchi e una situazione di degrado che è diventata insostenibile. Qui c'è il signor Fabio che è uno dei dipendenti, in realtà ce ne sono molti qui insieme a noi. Signor Fabio è appunto uno dei dipendenti che ha deciso di prendere parte a questo presidio qui stamattina. Perché voi che cosa volete dire? Qual è il vostro messaggio forte che volete lanciare? Allora, buongiorno a tutti. Niente, qua è una cosa ormai invivibile. Cioè, si arriva qua la mattina per andare a lavorare e vede questa gente sdraiata che si sta facendo la colazione, però si fanno altre cose. E è una cosa indescrivibile. Non mi piace per i clienti che vengono qua. Giustamente abbiamo parlato con il nostro titolare, però è una cosa molto molto indecente. Io spero che questa situazione venga risolta. È da un anno che io vengo qua a Mestre, che lavoro tramite questa carrozzeria. Alle prime volte ero rimasto un po', scioccato da quello che vedevo. Mi hanno detto che ci farai l'abitudine, ma io l'abitudine non me la faccio e non mi piace vedere questa situazione. Assolutamente non mi piace, perché è un degrado giorno per giorno sempre di più e non è bello, sia per noi e anche per i clienti che vengono qua. Ecco, qui abbiamo anche il signor Favaretto, si vuole raggiungere un attimo qui in diretta, il titolare della carrozzeria moderna che chiede maggiore tutela, maggiori controlli che evidentemente non ci sono. No, io chiedo un presidio fisso delle forze dell'ordine, perché per risolvere qua ci vuole un presidio fisso, è l'unico sistema per risolvere via Giustizia. Come stanno facendo in via Piave, siamo diventati peggio di via Piave, ma paghiamo anche noi le tasse. Siamo come via Piave, quindi abbiamo il diritto che il presidio sia fisso anche in via Giustizia. Tra l'altro, signor Favaretto, è una situazione che ormai è così da anni e anni. Lei lancia appelli, lei ha messo in piedi anche delle iniziative a livello personale, ma sembra non siano servite a nulla. No, non serve a nulla, ci vuole proprio un presidio. Stiamo tentando in tutte le maniere di risolvere questo problema. Bisogna risolverlo perché qua ci sono 150 persone che lavorano in via Giustizia e devono essere tutelate come le altre persone. Hanno il diritto, hanno una dignità. Senta, questa situazione di tossicodipendenti che vi ritrovate qui per strada, di degrado, non c'era prima che venisse istituita qui questa struttura per dar loro una mano? Allora è cambiato tutto dal 2012, quando è stato chiuso il sottopasso. Dopo la struttura non mi ricordo se c'era prima, ma non credo, ed è cambiato veramente tutto. Questa struttura dovrebbe dar loro una mano, ma così non sembra che sia. Così dà una mano a loro, ma non la dà a noi, però non va bene. Come ripeto, penso che via Giustizia ha dato, è ora che trovino un'altra soluzione. Lei aveva scritto anche al governo? Sì, ho scritto anche al governo, ho scritto a tutti, ma lo scriverò di nuovo perché non mi stancherò mai di scrivere. Però voi vi sentite comunque abbandonati, in questo caso bisogna proprio dirlo, il comune non vi aiuta, non vi tutela. No, io ho detto una cosa ieri sul video, ho detto non mi devono far stancare di andare a votare, perché con questo dopo dicono che la gente non va a votare, ma quando un cittadino fa un appello una volta, due, tre, ma qualcosa lo devi fare. Ma qua è 10 anni che facciamo gli appelli, ma non sono io solo, siamo in 150 e nessuno fa niente. Penso che qualcosa abbiamo diritto che venga fatto. Vi siete sentiti con il sindaco, con l'assessore alla sicurezza? Vi ha detto qualcosa anche proprio in queste ore? Ultimamente non ci siamo sentiti, ma loro vedono i giornali, vedono tutto. Penso un amministratore sappia cosa fare. Se è un vero amministratore viene sul posto
io andrei sul posto a vedere, di parlare, di capire cosa posso fare per risolvere. Lo so che non lo potranno fare subito, ma lo devono fare. Anni fa erano venuti però e non è cambiato nulla. Anni fa erano venuti, c'era meno gente, però bisogna dire la verità, ce n'era meno, sempre di più, adesso è veramente siamo diventati allo stremo. Grazie signor Favaretto, ringrazio anche il signor Fabio che ci ha raccontato alcune cose. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio in collegamento in diretta da Mestre. Noi adesso ci spostiamo sull'altopiano di Asiago, andiamo a Gallio dove il maltempo ha colpito provocando anche il crollo di un muro di contenimento di una chiesa, ma ci racconta tutto in diretta Vanessa Banzato che si trova per noi con la collaborazione tecnica di Renzo Rigone. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Tanta paura domenica mattina attorno alle 4, siamo proprio in centro a Gallio dove a causa delle forti piogge che si sono abbattute su tutto il territorio parte di questo muro di cinta della chiesa è crollato. La prima a intervenire è stata proprio la vice sindaca di Gallio, Maria Mosele. Sono stati davvero momenti di paura. Buongiorno a tutti, è stato veramente preoccupante essere chiamata a metà notte per una emergenza. Comunque quando sono arrivata sul posto mi sono subito tranquillizzata perché non era coinvolto nessun veicolo e nessuna persona. Questo è stato per me la cosa più importante. Poi il resto è venuto di conseguenza. Cosa è successo? È successo che ha ceduto una parte del muro di contenimento della nostra chiesa parrocchiale su cui sovrasta tra l'altro il campanile. Ecco, per quanto riguarda appunto il campanile devo assicurare veramente tutti i nostri cittadini che sorge su fondamenta ben fondate, cemento armato e proprio tutta roccia fino a 13,50 metri. Questo è un dato che mi ha dato stamattina il geologo che è già intervenuto. Sì, perché obiettivamente chiedo anche a Renzo Rigone se inquadra, noi ci troviamo proprio sotto il campanile e fa una certa impressione vedere questa parte di terreno proprio franato a ridosso del campanile. Esattamente per questo ha destato un po' di preoccupazione anche nei giorni scorsi, ma il conforto è stato che proprio settimana scorsa una ditta specializzata con mezzi altrettanto specializzati ha fatto le indagini precise e puntuali su tutta la fondazione del campanile. Non è la prima volta che a causa proprio delle forti piogge succede un episodio del genere? No, a noi è toccato un episodio anche in ottobre, un po' più a lato, diciamo verso est verso ovest, e stiamo gestendo tutta la progettazione e tutto quanto quello che ne consegue. Siamo arrivati già a un buon punto. Per poco abbiamo anche capito un po' la risorsa finanziaria che ci serve. Certo che adesso l'importante crollo che c'è stato determina veramente delle risorse molto importanti, molto sostanziose, per cui adesso stiamo valutando un po' anche a livello amministrativo e finanziario quello che c'è da fare. Adesso voi intervenite in due momenti, ovvero il primo momento per cercare di arginare e di sistemare, di mettere in sicurezza questa parte, e poi dovrete fare un intervento definitivo. Allora, stamattina abbiamo già fatto un appuntamento, fatto ancora ieri per non perdere assolutamente tempo, con il geologo e anche con l'ingegnere Dal Sasso, per cui domani mattina faranno già dei prelievi della parte circostante destra e sinistra della zona sottoposta a franamento, diciamo, per poi vedere quali strumenti immediatamente da mettere in atto in modo tale da garantire eventuali altri crolli. C'è preoccupazione? No, direi di no, perché quello che ci conforta tanto, come ho detto prima, è il campanile. Tutto il resto purtroppo è materiale mobile, è proprio terra che quindi, impregnandosi d'acqua con le precipitazioni abbondantissime in quest'ultimo periodo, hanno determinato una spinta verso l'esterno, per cui è crollato il muro. Ecco, tra l'altro l'intera area è stata transennata, è stata messa in sicurezza, di conseguenza anche il flusso veicolare è tranquillo, insomma. Ecco, stanotte abbiamo dovuto prendere decisioni diverse, nel senso che abbiamo fatto un senso unico in entrata al paese e poi una deviazione per quanto riguarda Foggia e Bassano verso il nostro parcheggio Kelpa, che poi defluiva verso Asiago. Sono stati i primi provvedimenti in modo tale da garantire la ditta che arrivava per asportare il materiale che era
occupava la sede stradale. Per quanto tempo? L'abbiamo fatto per 2 o 3 ore mettendo gli opportuni segnali coadiuvati dai carabinieri della nostra polizia locale. Sono intervenuti poi anche i nostri operai che operativamente hanno fatto tutto quello che era necessario fare per portare via il materiale e mettere in sicurezza eventuali altri crolli. Bene, allora da Gallio, Filippo, è tutto. Avete visto insomma una situazione sì, da una parte preoccupante, dall'altra però sotto controllo assolutamente da parte dell'amministrazione comunale di Gallio, e dall'altopiano è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato in collegamento in diretta da Gallio per testimoniarci questo nuovo problema causato dal maltempo di questi giorni. Noi però rimaniamo a Gallio per farvi vedere una corsa a folle velocità che si è verificata nel pieno della notte. Prima abbiamo visto le corse per i canali di Venezia, una cosa in questo caso sulle strade ghiacciate delle Melette, e il sindaco di Gallio Munari ha lanciato un appello ai giovani. Derapate contro sterzi, freni a mano e poi folle velocità fino a 120 km all'ora sulle strade ghiacciate delle Melette. Follia in altopiano dove un gruppo di giovani si è dato appuntamento. Corse clandestine, sorpassi azzardati, al limite, auto con motori truccati per dare potenza ai veicoli guidati all'impazzata da questi uomini che, sprezzanti della vita e del pericolo, si sono pure vantati di essere già balzati agli onori della cronaca. Perché siamo nati sul TG Bassano, che hanno detto che siamo nati sulle piste però. Un video pubblicato su YouTube dove si riconoscono volti, nomi. Purtroppo le corse clandestine alle Melette non sono una novità, visto che già nel 2019 si erano verificati simili episodi e in quell'occasione era arrivata una condanna molto dura da parte del sindaco di Gallio Emanuele Munari. E anche in questa circostanza è intervenuto il primo cittadino che, nel condannare sì un comportamento che va a mettere a rischio l'incolumità dei protagonisti e di chi dovesse trovarsi a passare in quel momento, ha deciso di lanciare una proposta proprio a questi giovani. Se questi ragazzi hanno il piacere di poter fare qualche sgommata da un certo punto di vista o su quella strada, potremmo valutare anche un'ipotesi di concordare insieme quei 20 minuti, come si fa già per le gare di rally, dove il comune può concedere per quel spazio di tempo quel pezzo di strada che va messa in sicurezza, va bloccata a utenti normali, e magari lasciare a questi ragazzi quella mezz'ora di sfogo per fare queste corse o derrapate sulla neve. Ed ora ci spostiamo a Treviso, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato nel territorio provinciale denaro e beni immobili per 220.000 euro su richiesta della magistratura tedesca nei confronti di 4 trevigiani titolari di gelaterie e ristoranti in Germania. I destinatari del provvedimento risultano coinvolti in alcune indagini dell'Agenzia Statale Fiscale tedesca sull'utilizzo di un software sviluppato da una società friulana che consente di modificare i dati memorizzati nei registratori di cassa, diminuendo così gli importi degli incassi giornalieri. Rimaniamo a Treviso, ma cambiamo completamente argomento e ascoltiamo la testimonianza di un autista mom e di quelle che sono le problematiche con alcune baby gang. Si trovano questi ragazzi che ti dicono: ma non rompere, perché tanto qui tra poco comanderemo noi, oppure ti rispondono: ma io chiama pure i carabinieri perché tanto non mi fanno niente. Cioè, queste cose qua non devono esserci, non devono esistere. Paolo Minet è segretario della Faesa Cisal, ma soprattutto autista su una delle linee più calde della Marca, la Conegliano-Pieve di Soligo, finita diverse volte al centro della cronaca anche di recente. Il fenomeno dei baby bulli c'è e uno dei fattori, dice, è certamente culturale. Quelli che appunto diciamo tra virgolette minacciano e ti dicono: stai zitto che qui tra un po' comanderemo noi, non sono ovviamente gli italiani. Questa roba qua la sentiamo spesso. Un giorno mi è capitato anche a me in stazione a Conegliano, che là al Bissione, e ho visto un gruppetto di ragazzini che stavano rovinando delle aiuole sopra le terrazze lì, che sono vicino alla biglietteria della MOM. E appunto gli ho detto: ma cosa state facendo?
E loro mi hanno risposto proprio così, mi hanno risposto: tu stai zitto che fra poco comanderemo noi. Nel frattempo sul bullismo in generale le amministrazioni locali si interrogano, alcuni comuni stanno chiedendo di rendere strutturali i lavori socialmente utili, ma potrebbe non bastare. Da Pederobba parte una proposta netta. Non è più una questione di baby vandali, è una questione di vandalismo, è una questione di delinquenza e va trattata come tale. Venerdì sera abbiamo ospitato a Pederobba un convegno in cui il capitano dei Carabinieri di Montebelluna e il comandante Ferraiuolo ha proposto l'abbassamento della punibilità penale alla soglia, appunto dalla soglia in cui è oggi posta. Io credo sia una proposta ragionevole. Insomma, non solo prevenzione ma anche punizione. A monte bisogna però saper distinguere da caso a caso, così a Roncade. Non è tutto disagio giovanile. Credo che forse anche il periodo del Covid sicuramente da questo punto di vista non ha aiutato, però c'è una sorta, diciamo, di clima, una sorta di percezione di un'impunità diffusa. Prima nel corso del servizio avete sentito nominare Conegliano. Ebbene, proprio a Conegliano, dopo l'ultimo caso di aggressione ai danni di un medico dell'ULSS 2, l'azienda sanitaria ha deciso di aumentare i controlli. Sono stati potenziati gli orari dei vigilantes ed è stato aperto anche un tavolo in prefettura. Io credo che dobbiamo tornare un po' a ripensare, ecco, questo rapporto con il cittadino, perché da eroi in cui i nostri sanitari erano durante il periodo del Covid, oggi sono diventati, mi passi il termine, eroi alla memoria, anzi aggrediti spesso, quindi non erano eroi prima sicuramente, ma non sono capri espiatori oggi. Usa un'immagine forte Francesco Benazzi per commentare l'ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario, stavolta un medico di pronto soccorso a Conegliano, prima insultato e poi strattonato da un 25enne ghanese che nella furia ha scardinato anche una porta scorrevole. Un fatto eclatante ma non isolato. Solo nel 2022 negli ospedali della Marca di aggressioni fisiche e verbali se n'erano contate circa 480. L'ULSS sta correndo ai ripari. Noi abbiamo un tavolo aperto, ringrazio il prefetto, il suo eccellenza il prefetto e le forze dell'ordine. Abbiamo fatto con l'aiuto del prefetto un regolamento dove nel momento in cui avvengono queste situazioni le forze dell'ordine vengono allarmate subito, sia con l'accordo che una pattuglia della polizia dei carabinieri arriva immediatamente, ma anche potenziando l'orario dei nostri vigilantes, cioè noi abbiamo dei vigilantes, abbiamo ampliato l'orario, il vigilantes gira, c'è e nel momento dovesse succedere qualcosa viene ovviamente allertato insieme alle forze dell'ordine. Sullo sfondo la condizione dei pronto soccorso, solo quello di Treviso l'anno passato ha gestito 110.000 ingressi con un raddoppio dei codici rossi. La buona notizia è che Azienda Zero ha avviato una procedura che dovrebbe portare a Treviso, a stretto giro, una ventina di professionisti di medicina d'urgenza. E poi potremo ovviamente prendere questi professionisti qualificati per inserirli nei pronti soccorso. Noi riapriamo la pagina del maltempo, questa volta però spostandoci in provincia di Padova, dove sono ricominciate le piogge. La zona dei colli resta la più colpita dai disagi e c'è un appello dei sindaci che chiedono opere per contenere gli allagamenti. Ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin che si trova per noi a Teolo. Buongiorno Valentina. Sì. Buongiorno da Teolo, le piogge sono ricominciate, la zona dei colli come quella delle Terme è stata tra le più colpite la scorsa settimana dagli allagamenti e per questo i sindaci dei Colli Ugani tornano a chiedere a gran voce che vengano realizzati i 4 invasi. Si tratta dei cosiddetti invasi multiobiettivo perché hanno il compito di scaricare l'acqua dei canali. Qui ad esempio noi siamo a Teolo e ci troviamo sul canale Rialto, scoli importanti quando ci sono le piogge e abbiamo visto nei giorni scorsi come la zona dei Colli Ugani, Teolo ma anche Rovolona e Torreglia abbiano avuto dei disagi con allagamenti piuttosto importanti in alcune zone. Io sono con l'assessore ai lavori pubblici Matteo Turetta. Quest'opera di fatto il progetto è già pronto, deve essere solo realizzato e soprattutto vede uniti i sindaci dei Colli e il Consorzio Bacchiglione. Sì, allora
nel corso degli ultimi anni l'attività del presidente, del direttore del consorzio di bonifica Bacchiglione è stato quello proprio di fare sintesi con tutte quante le amministrazioni comunali per arrivare a un progetto univoco che potesse dare proprio risposta a quell'emergenza che si è verificata proprio nel corso dei giorni scorsi, della settimana scorsa. Progetto che è stato parzialmente finanziato dai comuni, parzialmente in maniera un po' più importante dal consorzio, e che peraltro vede un importante sviluppo proprio sul territorio nostro di Teolo, quindi nella frazione di Villa e nella zona delle valli. Uno sviluppo importante che peraltro abbiamo già portato in variante urbanistica in Consiglio Comunale, quindi ripeto, adesso come dicevamo col Presidente proprio qualche settimana fa, adesso mancano solo i soldi. I luoghi ci sono anche perché... I luoghi ci sono, sono insomma, cioè tutto quanto l'iter ovviamente che deve svilupparsi. Quello che si chiede è quello di trovare una qualche forma di finanziamento. Noi, penso di parlare a nome di tutti quanti i colleghi amministratori del territorio, siamo a disposizione per qualsiasi forma di dialogo o di sintesi. L'importante è che comunque qualcuno ci ascolti. Questo, il Rialto, è uno scolo di secondo livello, ma per darvi l'idea, l'acqua nei giorni scorsi, ci diceva l'assessore Turetta, arrivava a lambire la strada sterrata. Sì, diciamo che era dal 2010, parlavo anche con il mio predecessore, ma poi comunque con molte persone qui della zona, era dal 2010 che il livello del Rialto non era così alto, tant'è vero che comunque noi una situazione depressa dal punto di vista geografico della frazione di Bressio è andata sott'acqua. 30 famiglie che comunque sono venute giustamente a battere i pugni in municipio, e noi, come abbiamo potuto, abbiamo cercato di dare una risposta assieme con la protezione civile, con gli operai comunali. È chiaro che però è una situazione che va oltre le competenze interne del comune, ecco. E infatti i disagi ci sono stati qui a Teolo, così come a Rovolone, e anche poi con ripercussioni, come vi avevamo raccontato, anche nella zona termale, con alcune strade che sono state chiuse, impedita la circolazione perché l'acqua ha superato i campi ed è andata a finire nella carreggiata. Dunque quest'opera, grande richiesta a gran voce dai sindaci dei Colli Euganei. Avete sentito il loro appello. Da Teolo è tutto, la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentino per questo collegamento da Teolo con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. Dunque questa è la situazione al momento sui Colli Euganei. Andiamo a vedere com'è la situazione invece sulla Pedemontana. Domenica, in serata, la pioggia ha ripreso a battere in buona parte della Pedemontana. La situazione resta monitorata, ma al momento non si segnalano criticità. Restano in attesa di intervento alcune situazioni problematiche, come quella in via Roma a Pianezze, dove la frana di mercoledì 28 febbraio ha costretto l'amministrazione comunale e la protezione civile a sgombrare l'abitazione che si ritrova in bilico su un precipizio. Per poter operare serve che smetta di piovere, e intanto è attesa in queste ore la relazione dei geologi regionali. A Marostica prosegue il monitoraggio su tutto il territorio comunale, piccoli smottamenti ma nulla di proporzioni tali da creare allerta o disagi. Rovesci nevosi in atto sul massiccio e sull'altopiano, con neve dai 1100 metri in su, anche se la neve di miglior qualità la troviamo sopra i 1300 metri, con un'altezza di circa 15-20 centimetri. Le precipitazioni dovrebbero poi attenuarsi entro il primo pomeriggio di oggi. E il maltempo di questi giorni, questa è la Pedemontana, poi naturalmente preoccupa anche in montagna, ed è un tema che si interseca in maniera importante non solo con l'agricoltura ma anche con la presenza dei lupi, come ci racconta il prossimo servizio. Abbiamo molti allevatori hobbisti e non solo hobbisti che soprattutto nella provincia di Belluno hanno chiuso gli allevamenti. Oltre 20 stalle chiuse con un conto negativo di oltre 600 capi. E questa è la situazione soprattutto della pecora dell'Alpago, che di questo passo, sottolinea l'Associazione degli Allevatori del Veneto, rischia di sparire. Il problema è risaputo e sono le predazioni del lupo. Le predazioni sono troppe, è anche un discorso di affezione che salta per aria, c'è anche un discorso proprio di relazioni con gli animali che dà un dispiacere talmente enorme che questi allevatori hanno già chiuso. Un problema per il settore, sottolinea il direttore Lucchetta, ma anche per le comunità locali costantemente alle prese con problemi idrogeologici.
Perché chiudere un allevamento vuol dire rovi, vuol dire piccoli imboschimenti, non grandi imboschimenti, vuol dire non gestione dello stesso, vuol dire non regimazione dell'acqua, vuol dire non poter più capire da dove poi vengono certi tipi di ragionamenti anche in termini di frane, di smottamenti, ma anche di gestione dello stesso territorio. È un problema grosso, un allevamento che chiude in montagna è un problema prima di tutto ambientale e territoriale. Un tema che non riguarda solo le pecore, considerando che il lupo sta predando anche le vacche burline sul grappa, col risultato che nel tempo potrebbe mancare quel latte indispensabile per le eccellenze come il morlacco e il bastardo. E latte che invece potrebbe essere un ulteriore stimolo per mantenere gli allevamenti ovicoli in montagna. Dare uno sviluppo alla filiera del latte caprino, che va a latte, che va a formaggi di grande qualità, però poco conosciuti. Per questo nella prossima edizione di Agrimont a Longarone sarà presentato agli allevatori un innovativo progetto di rilancio del settore in collaborazione con l'Università di Padova. Primo obiettivo, un percorso di filiera lattiero-casearia per il latte caprino. Secondo obiettivo, un ragionamento veterinario di assistenza e consulenza da mettere a disposizione a tutti gli allevatori veneti di ovini e di caprini. Il terzo, la difesa con mezzi indiretti, con tecnologie dalle grandi predazioni da lupo che sta subendo tutta la parte degli ovini, soprattutto a Belluno della Pagota. Con tutt'altro genere di problemi invece devono confrontarsi i residenti a Scorzè, in particolare a Peseggia, dove negli ultimi giorni si è verificata una serie di furti in casa che sta creando non poca preoccupazione tra i residenti. I ladri in un caso sono saliti da una grondaia e sono entrati forzando le finestre. Ieri alle 6 di sera sono arrivati, per cui in pieno qua gente che passava, finestre aperte, loro tranquillamente sono arrampicati dalla grondaia, sono andati su e sono entrati in casa e hanno fatto il disastro. Via Picasso, Peseggia, frazione di Scorzè. Ancora incredulo Francesco racconta l'ennesimo furto nei dintorni del quartiere dove vive, ma questa volta è toccato al suo vicino. Col piede di porco hanno aperto la finestra, distrutta, e adesso deve mettere a posto anche quella. Lui gli hanno rubato soldi, orologi, collane. Inquilini del secondo piano del caseggiato che si erano assentati per pochi minuti prima dell'ora di cena. Tanto è bastato ai malviventi per agire indisturbati e razziare l'appartamento. Così salivano per una grondaia qua fuori e a rischio, perché qua è una zona aperta, eccola qua vedono tutti, alle 6, per cui sono tranquillamente andati su, aperto, divelto e poi scesi anche. Hanno messo un mobile davanti alla porta, se in caso entrava. Avevano tempo anche di scappare. Non si fa riprendere in volto, ma è un fiume in piena. L'esasperazione di chi da tempo, nonostante allarmi e telecamere, si sente minacciato dalla presenza ormai settimanale, se non quotidiana, di ladri che entrano o tentano di entrare nelle case del quartiere. Situazione simile, se non peggiore, in via Tiepolo, dove i malviventi si sono intrufolati approfittando dell'assenza del proprietario di casa, a quell'ora in ospedale a fare visita al padre ricoverato. Sono rientrata a casa verso le 6:30, 7. E avevo lasciato le finestre chiuse, ovviamente tutto chiuso, e quando sono arrivato ho trovato il cancello del garage aperto e ho capito che erano entrati. Sono entrato in casa e ho trovato la porta la finestra del soggiorno aperta e tutti i cassetti aperti, hanno rovistato dappertutto, nelle camere da letto, in cucina, soggiorno e anche in taverna. Dal primo sopralluogo pare che in questo caso nulla di valore sia stato portato via, ma nonostante l'angoscia di trovare la casa a soqquadro, l'irruzione in casa non ha stupito l'inquilino di via Tiepolo, data l'insistenza con la quale i ladri stanno colpendo la zona. Me l'aspettavo, perché sono qua tutti i giorni, quindi l'altro giorno sono andato via e ho chiuso i balconi, anche se sono andato via presto. E ieri dovevo tornare sulle 6, 6:30 e ho lasciato aperti i balconi, ho chiuso solo le finestre e ovviamente quando sono arrivato ho visto il cancello aperto e ho immaginato subito quello che era successo. A regnare nel quadrilatero tra via Giotto, via Tiepolo e via Picasso sono la rassegnazione e la paura. Siamo sempre così, in allarme, adesso chi ha coraggio di andare fuori e lasciare tutto aperto, andare via. Siamo sempre un po' impauriti adesso. Allarmi ci sono ma non servono a niente. Dunque davvero sono troppi i furti in via Tiepolo, a Peseggia di Scorzè. I residenti hanno deciso di dire basta, esasperati da questa situazione si sono organizzati in ronde. È il momento di fare qualcosa, affermano, prima che accada di peggio.
Tutte le sere stiamo controllando, facciamo col vicinato, ci mettiamo d'accordo e quello che possiamo fare, le ronde sì, anche. Andiamo via magari in coppia e cerchiamo noi non facciamo niente e allarmiamo appena vediamo qualcosa. Anche più volte in un giorno? Sì. Anche 2 o 3 volte su un giorno fanno i furti qua, non una solo, 2 o 3 volte su un giorno li fanno. Adesso abbiamo fatto un gruppo della via nostra che praticamente se c'è qualcosa basta chiamare, perché fanno sempre le ronde, vedi, partono da in fondo in là, fanno tutta la riva fino qua e dopo tornano indietro. Cioè è una cosa impressionante, perché a questo punto bisogna trovare una soluzione. Sono esasperati i cittadini di Peseggia, in particolare quelli di via Tiepolo, che da alcuni mesi si sono organizzati per controllare all'imbrunire la via dai campi circostanti. Delle ronde sulle rive del canalone di Scolo, realizzato circa 2 anni fa per permettere al fiume Zero di non tracimare, momento in cui i residenti hanno notato il forte aumento della presenza di malviventi nella zona. Fanno il giro così, entrano, fanno tutto lungo la riva, arrivano qua e controllano questa, quella, questa, tutte quante vengono controllate fino alla fine del fiume, qua, del canale che hanno fatto. Non è difficile, infatti, parlando con i residenti, trovare chi nell'ultimo periodo, soprattutto durante le festività natalizie, ha subito dei furti. È un disastro questi giorni qua, chi va tutti quanti per case. I vede perché là che c'è a campagna, mio figlio fa che lavora sul giardino e che sa caricare la roba e io porta via anche qui, io spacca una finestra e butta basso la finestra e non ha che abbiamo visti per telefono, perché io per telefono vedevo i ladri dentro e fuori. Sono entrati giù da me e su da loro con i miei in casa e quindi sì, diciamo che è un po' problematica la situazione. Non sappiamo più cosa fare, neanche cosa dire noi altri. Cioè, a volte mi tocca dormire tranquillo, a volte mi tocca stare svegli e il primo minimo rumore salti su dal letto. Non si riesce a trovarli. Sono più veloci, più furbi di noi probabilmente. Ed è ora di fare qualcosa di un po' di drastico, nel senso. Prima che succeda qualcosa che non deve succedere, nel senso. E a lungo andare sì, la gente si stanca. È in fase di chiusura il fascicolo d'indagine sulla morte di Sara Buratina da parte del pubblico ministero. In settimana si celebreranno le esequie della quarantenne massacrata dal compagno dal quale si stava separando. Dovrebbe arrivare in mattinata al nulla osta per riconsegnare la salma di Sara Buratina ai suoi familiari. La data dei funerali della quarantenne è stata fissata. Si celebreranno giovedì alle 15:30 nella chiesa di Bovolenta, la stessa chiesa dove verranno celebrati anche quelli del suo carnefice Alberto Pittarello. Per lui l'addio dovrebbe essere sabato mattina alle 10:30. Intanto ieri, durante le messe, il parroco del piccolo comune, Don Lodovico, ha invitato a coltivare il bene e a pregare per le famiglie di Sara e Alberto e soprattutto per la loro figlia quindicenne che si trova ad affrontare la perdita di entrambi i genitori e la mamma brutalmente massacrata dal padre. Le famiglie Buratina e Pittarello, attraverso la sindaca di Bovolenta, lanciano un messaggio agli uomini invitandoli a non nascondere le fragilità. Le 2 famiglie in questi giorni chiedono il massimo riservo, si sono viste in più occasioni insieme, stanno affrontando questa tragedia e stanno facendo forza alla nipote quindicenne. Giovedì, in occasione delle esequie di Sara, uccisa con oltre 50 coltellate, sarà lutto cittadino. Oggi intanto il pubblico ministero chiuderà il fascicolo di indagine, visto che il colpevole del delitto, Alberto Pittarello, è morto e quindi il reato è estinto. False vaccinazioni anti-Covid. La procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio per la cantante Madame e la tennista Giorgi. Chiesto il processo per la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi e quanto ha deciso il pubblico ministero Gianni Pipeschi al termine dell'inchiesta sulle false certificazioni anti-Covid a Vicenza. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tutte le 21 persone iscritte nel registro degli indagati con l'accusa a vario titolo di falso ideologico, corruzione e peculato per ottenere i Green Pass. La vicenda, nata su segnalazione dell'Usotto Berica, aveva individuato una quantità sospetta di vaccinazioni in 2 studi medici durante la pandemia. Alla fine delle indagini, nel 2022, un medico era finito ai domiciliari, l'altro ha chiesto di patteggiare la pena, la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, alla quale la cantante vicentina si sarebbe rivolta per ottenere la certificazione prevista senza però effettuare alcuna vaccinazione.
Rissa al campo nomadi di via Longhin a Padova, il bilancio è di 3 feriti. Tensione alle stelle e poi la violenza che si è scatenata ieri sera in via Longhin all'interno del campo nomadi. La rissa tra le famiglie rivali ha radunato decine di persone. Alla fine il bilancio è di 3 feriti portati in pronto soccorso a Padova. Si tratta di 2 uomini e una donna. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per calmare la situazione sono dovuti intervenire polizie, carabinieri e anche i vigili del fuoco del vicino comando, che ora stanno identificando tutti i partecipanti e ricostruendo i motivi che hanno portato alla rissa violenta. Da qualche mese in via Longhin, vicino allo storico insediamento di famiglie rom, sono state trasferite le famiglie nomadi dell'ex campo di via Ferrero. Una vicinanza e una convivenza non facile che potrebbe essere proprio il motivo scatenante della rissa di ieri sera. La strada che porta alla zona industriale di Padova ieri sera è rimasta chiusa per ore finché la situazione non è tornata alla normalità. Diamo anche uno sguardo ai titoli delle edizioni online dei quotidiani locali del Veneto. Questo è il Gazzettino, ci porta in provincia di Bolzano. Vedete il titolo: scia fuori pista, ragazzo di 16 anni travolto e ucciso dalla valanga in Val Passiria. Noi invece adesso vi raccontiamo un'operazione della polizia. Sabato sera a Villanova di Campo San Piero è stato fermato uno spacciatore 47enne. Alla vista della polizia ha cercato di lanciarsi dalla finestra per fuggire. Tutto inutile per uno spacciatore tunisino, perché è stato fermato dagli agenti della questura. È successo a Villanova di Campo San Piero, nell'Alta Padovana. Nei guai un 47enne di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio e già pregiudicato sempre per reati legati alla droga. Gli agenti tenevano monitorato lo stabile in cui l'uomo vendeva la droga. Durante un appostamento lo hanno visto scambiare un involucro con un cliente. Sono partiti quindi i controlli. L'uomo ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dagli agenti della questura. Ha esibito una carta d'identità portoghese falsa. Il 47enne è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima. Su di lui pendeva però anche un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Venezia un anno fa. L'uomo è stato quindi portato in carcere. Questi dunque i principali avvenimenti di cronaca in Veneto, ve li abbiamo raccontati anche con dei collegamenti in diretta, oltre naturalmente alla doverosa pagina sul maltempo e sugli episodi di violenza che si sono verificati in questi giorni. È intervenuto, per quello che riguarda la Marca trevigiana, il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, con una riflessione rivolta a tutti i livelli della nostra comunità, dalle famiglie alla politica. Tutti devono fare un passo indietro e disarmare parole, atteggiamenti, situazioni. Non possiamo continuare a polarizzare le questioni nella società, tanto da delegittimare le persone che la pensano diversamente da noi. Chiaro il monito del vescovo di Treviso: meno atteggiamenti da stadio e più dialogo costruttivo tra le parti. E a questo va aggiunto il non rassegnarsi nella convinzione che la litigiosità a tutti i livelli sia normale conseguenza di questi tempi. Non possiamo accettare che la violenza, quella anche più gratuita, quella che cerca di risolvere tutti i problemi eliminando l'altro, sia accettabile nella nostra società. Certo, sottolinea Monsignor Michele Tomasi, non si può prescindere dalla sicurezza per le comunità garantite dalle forze dell'ordine, ma sono il dialogo e la cultura i veri antidoti alla sopraffazione dell'uno sull'altro. Possiamo continuare a discutere anche con passione solamente se riconosciamo che l'altro è un interlocutore affidabile col quale possiamo parlare, perché abbiamo molto in comune. Un messaggio chiaro a tutti i livelli delle nostre comunità, dalla famiglia alla politica, nella consapevolezza, richiama il vescovo, che i giovani ci stanno a guardare. Dobbiamo esserci con fermezza, ma esserci con dialogo, esserci come punto di riferimento, esserci come persone che dicono dei no e dei sì, ma soprattutto che danno degli spazi di autentica crescita. Non è possibile che la violenza sia l'unico codice che i nostri giovani imparino. Per questo Monsignor Tomasi chiama a raccolta in particolare tutti i laici che si riconoscono nei valori della Chiesa.
La presenza dei laici, della Chiesa, dei cristiani nella società è necessaria, perché portano i valori del Vangelo, della pace, della persona umana, della vita all'interno del dibattito, e fanno in modo che tutta la collettività possa essere un luogo dove cresce il bene comune di tutti. E non è una questione di potere, è la questione di poter fare, di poter servire, di poter contribuire a una società in cui tutti siano accolti e inclusi. Sulle parole di Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati in diretta a Focus TG, apriamo la pagina della politica e andiamo in casa Lega, dove tiene banco il caso D'Arè, con quel cretino che l'europarlamentare ha dato a Matteo Salvini, che agita il partito, e lo stesso D'Arè rischia ora l'espulsione. Su questa vicenda è intervenuto anche l'assessore Roberto Marcato. A mio avviso bene farebbe Tony D'Arè a scusarsi per l'offesa, che non vuol mica dire indietreggiare sulle analisi, ma sull'offesa in quanto tale farebbe bene a scusarsi. D'Arè secondo lei è fuori dalla Lega a questo punto? Non lo so, non sono io a decidere, credo che se non c'è una retromarcia da parte sua è difficile che il partito non prenda un provvedimento. In politica la forma è sostanza e quel cretino Matteo Salvini era di troppo. A dirlo non è certo un ortodosso del verbo salviniano. Roberto Bulldog Marcato è reduce da numerose battaglie interne al partito e spesso, accanto allo stesso D'Arè, è stato annoverato tra i ribelli. La dialettica politica non può mai trascendere in offesa, perché altrimenti va bene tutto. Questo non toglie che non ci siano delle criticità all'interno del partito che ormai sono evidenti a tutti. Ma io stesso, che lo vado dicendo da quello che adesso dicono tutti, io lo dico da 2 anni, però ho sempre mantenuto comunque il rispetto anche di chi è oggetto delle mie critiche. Che il caso D'Arè agiti la Lega lo si vede dalla fatica con cui gli esponenti trevigiani del partito rispondano al telefono, chi non visualizza, chi nicchia, anche perché il caso dell'ex segretario nazionale non è l'unica grana. In ballo c'è anche la formazione delle liste in vista delle comunali, con veti incrociati tra forze del centrodestra. Per Marcato l'ultima parola spetta ai territori e non manca un messaggio ai meloniani. Mi fa piacere che oggi nessuno, nemmeno dei dirigenti leghisti che fino all'altro ieri lo dicevano, nessuno oggi osa dire che le trattative per i veneti si fanno a Roma, cioè le dimensioni locali devono essere trattate localmente. Io andrei cauto se fossi i Fratelli d'Italia nel mostrare muscoli che per il momento localmente devono ancora dimostrare di avere. Invece da Mestre è partita la campagna elettorale per le elezioni europee di Alleanza Verdi e Sinistra, con candidato capolista l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Io dico che quello che è accaduto a Riace è una storia che si è svolta in un luogo limite, dove ci sono tantissime problematiche sociali, soprattutto la presenza e il condizionamento delle mafie, declino demografico, l'assegnazione. L'accoglienza è stata un alleato per risolvere questi problemi. Dall'ex sindaco di Riace in Calabria la formula di come l'accoglienza degli immigrati può diventare storia di integrazione e riscatto sociale per tutti. A dargli ragione e giustizia, infatti, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha fatto cadere tutte le accuse a suo carico per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e altri reati. È lo stesso Lucano a ricordarlo da Mestre, e non a caso, visto che proprio da qui comincia il suo cammino come capolista di Alleanza Verdi Sinistra per le europee di giugno, anche come candidato in Veneto nella circoscrizione nord-est.
Io istintivamente da sindaco e senza nessun pregiudizio ho seguito l'arrivo delle persone, lo vivevo come un'occasione importante e non il contrario. Giustizia climatica, giustizia sociale, pace di fronte alle catastrofi di questo mondo e all'uguaglianza dei diritti. I temi di Alleanza Verdi-Sinistra Arcandiani con l'iniziativa Il coraggio di osare, con cui alla presenza tra gli altri di Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli della veneziana Luana Zarella, apre di fatto la campagna elettorale per le europee. Non voglio trascurare il problema dell'occupazione dei giovani. Noi in Italia abbiamo tantissimi giovani che emigrano, ma non soltanto temporaneamente per questioni di studio e formazione, ma anche proprio per poi stabilirsi lì. A Bassano invece, dove sono in programma le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, Gianni Zen è il candidato a sorpresa del gruppo È il momento. Scusate. È molto emozionato il candidato sindaco del gruppo È il momento, Gianni Zen, chiamato a correre assieme a loro per la poltrona di primo cittadino di Bassano. Nessun simbolo di partito, nessun colore, ma solo la voglia di lavorare per la città. Credo che abbiamo tutti bisogno di pensiero positivo e sarà anche per noi una campagna con uno stile impositivo, niente attacchi alle persone, alle liste, ma cercando di andare nel concreto nel rispetto di tutti. Insegnante, per anni preside del liceo Brocchi, poi direttore dell'Istituto Graziani, sempre vicino al mondo giovanile, volto molto conosciuto in città. In realtà il nome di Zen era già stato fatto negli ultimi mesi, affiancandolo a uno o l'altro movimento o partito, e proprio su questo intende precisare. Io non ero stato coinvolto, sono stato un po' usato. Poi è arrivata questa cosa che mi ha sorpreso e mi ha toccato dentro e non potevo rispondere di no. Credo sia un atto di correttezza per i nostri ragazzi. I ragazzi e le ragazze di È il momento esprimono il loro entusiasmo, il loro fermento nell'iniziare a operare per il bene della città e della comunità. Si parte dall'ascolto sia delle forze politiche, sia dei quartieri, delle persone. Ascoltare davvero quelli che sono i bisogni per poi portare una politica sana, una politica che sia aperta ma che poi parta dai temi, e questo è proprio il nostro obiettivo. Perché la scelta è caduta su Gianni Zen? La scelta è caduta su Gianni Zen perché Gianni in vari momenti di ascolto ha saputo essere e dirsi parte di quello che era il nostro progetto. Lui semplicemente ha detto: io sono al servizio e io voglio lavorare insieme a voi. E infatti proprio Zen ha voluto sottolineare che il lavoro a fianco del gruppo È il momento verrà portato avanti al di là dell'esito delle prossime amministrative. L'ho pensata per me stesso come una forma di restituzione del bene che ho ricevuto. Mi piacerebbe anche restituirlo perché altri riprendono la strada secondo quelle che saranno le loro capacità, potenzialità, eccetera. Dunque, avete sentito, Gianni Zen è il sesto candidato sindaco per le prossime elezioni comunali a Bassano del Grappa, dove si va componendo a 3 mesi dal voto un quadro politico piuttosto frammentato. Ce lo racconta Ferdinando Caravello. Sale a 6 la conta dei candidati sindaci a Bassano del Grappa e alle comunali mancano ancora più di 3 mesi. E mancano ancora almeno un paio di nomi, forse qualcosa di più. A voler usare un eufemismo culinario potremmo dire che in questi giorni la politica cittadina è uno spezzatino a cottura molto lenta. Ma se vogliamo dirla tutta bisogna proprio riconoscere che i 3 poli stanno a pezzi. Anzi, in tocchi, per dirla alla veneta. È in tocchi il centro-sinistra, è in tocchi il centro-destra e a questo punto rischia di andare in tocchi anche il centro propriamente detto. Fra candidati che entrano nel conclave papi ed escono cardinali, altri che escono sbattendo la porta e rientrano dalla finestra, e altri ancora che a forza di restare con il cerino in mano rischiano di scottarsi le dita, la faccenda si fa davvero complessa. La ricapitoliamo assieme, vi va? Andando in rigoroso ordine alfabetico per non offendere nessuno, partiamo da Roberto Campagnolo, ex vice sindaco e candidato per il PD e Bassano Passione Comune. Gianni Castellan porta avanti la bandiera di Italia Viva e si posiziona al centro. Nella stessa zona, magari con un occhio verso il centrodestra, c'è pure un altro ex vice sindaco. Si tratta di Roberto Marin, che corre con la sua civica impegno per Bassano. E siamo a 3. Un po' più a sinistra si posiziona Paolo Retinò di Bassano per Tutti, che con più Europa è stato il primo candidato ufficiale di questa tornata.
Il quinto lo fa Mariano Scotton, assessore allo sport dell'amministrazione Pavan, la cui candidatura è stata già benedetta da ogni livello di Forza Italia, da Bassano a Roma. Chiude la lista l'ultimo arrivato, l'ex preside Gianni Zen, che va a braccetto con È il momento. Fin qui i candidati ufficiali. Da questo punto in avanti è tutto da chiarire o addirittura da inventare. Il centrodestra, che pare non voler prendere in considerazione la candidatura di Scotton, traccheggia fra veti incrociati e voglia di corsa in solitaria. E quindi potrebbero arrivare anche 2 nomi separati per Fratelli d'Italia e per la Lega, il che ci porterebbe a quota 8. Come dire, avanti che nell'otto volante di Bassano c'è posto per tutti. E di politica, ma anche di quello che è il significato moderno della democrazia, si è parlato a Ponzano Veneto, all'assemblea della sezione provinciale dell'Azione Cattolica. È la forma di un desiderio profondamente umano, quello di vivere insieme volentieri e non perché costretti, sperimentando la comunità come luogo della libertà, in cui tutti sono rispettati, tutti sono custoditi, tutti sono protagonisti, tutti sono impegnati in favore degli altri, fratelli tutti, diremmo oggi con Papa Francesco. Questa è la democrazia seguendo il credo cristiano. A ricordarlo oggi ai laici impegnati nella Chiesa il vescovo di Treviso in quello che si potrebbe anche definire un manifesto politico, ma soprattutto un messaggio alla politica. Per il bene di tutti, del resto, è uno degli obiettivi dell'Azione Cattolica che dal 1868 rappresenta i cittadini che inseriscono i valori della Chiesa nella vita comune. E non è un caso se il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia militato agli inizi degli anni 60 nei giovani dell'Azione Cattolica, così come Giulio Andreotti, Amintore Fanfani, ma anche Gino Bartali e Giovanni Falcone. Oggi Treviso è tra le sezioni di tutta Italia la più numerosa. Ancora una bella associazione vivace, viva, ecco, di quelle che la presenza in sala di più di 350 persone, dei quali un 200 e 300 circa responsabili e delegati delle associazioni parrocchiali lo conferma. Forti le motivazioni che ancora oggi muovono soprattutto i giovani sul solco della dottrina sociale della Chiesa, che non ha mai chiuso le porte anche alla formazione politica. In un mondo oggi dove la conoscenza di sé non è scontata, è un mondo dove ti porta a stare in superficie, l'Azione Cattolica rimane un luogo dove poter andare in profondità. Può unire appunto tutte le generazioni e permette di fare dei percorsi formativi, ma anche di scambio intergenerazionale. Perché un ragazzo di 25 anni dovrebbe far parte dell'Azione Cattolica? Perché ci dà occasioni, luoghi e momenti di formarci e crescere insieme ad adulti e ragazzi più giovani di noi che ci danno una visione completa del mondo che ci circonda. E adesso invece parliamo di una vicenda un po' meno alta in termini politici. Si tratta di un falso post, peraltro dal contenuto sessista, indirizzato alla sindaca di Villa del Conte. Gli idioti esistono e si palesano quando diventa virale un fake per infangare una donna in una certa posizione con una dose di discriminazione sessista che solo un perverso fallito può avere. Inizia così il post della sindaca di Villa del Conte, Antonella Argenti. Il primo cittadino del comune dell'Alta Padovana, infatti, è stata bersaglio di un voluto e stupido equivoco social. Un post in cui lei esortava un'amica a non mollare perché il bene vince sempre. È stato modificato sostituendo la B di bene con una P. Un gioco di parole che non diverte nessuno. A divulgare la notizia proprio la sindaca Argenti con un post vero questa volta sui social. Uno o più ominicchi invidiosi, scrive: malvagi e malati decidono di costruire un finto commento contro una donna come me, che nella vita ha costruito il suo successo mentre loro annaspano nelle macerie dei loro fallimenti. Poi magari vi schierate contro i reati di violenza sessuale mentre ridete nel far girare questo fake.
All'ideatore giunga il mio grazie per tanto successo e la mia pietà umana per avercelo così piccolo il cervello. Quanta miseria a questo mondo. Via social arriva anche la solidarietà del deputato e segretario regionale della Lega e sindaco di Borgorico Alberto Stefani, gesto tipico di un frustrato, dice, sicuramente a causa di qualche difficoltà con le donne. Autostrade Alto Adriatico informa che nella giornata di venerdì 8 marzo è stato proclamato uno sciopero generale nazionale da parte di sigle sindacali autonome. Lo sciopero per il comparto autostradale programmato dalla mezzanotte alla mezzanotte di venerdì 8 marzo, per tutto il giorno. La società ha garantito che verranno comunque assicurati i livelli minimi di servizio pubblico essenziale, quindi la continuità del servizio di centro radio informativo, ausiliari alla viabilità, gestione impianti, manutenzione d'urgenza. Noi ora ci spostiamo a Padova perché il futuro di Piazza Insurrezione torna al centro del dibattito politico cittadino. Padova Bene Comune, per voce di Antonino Pipitone, avanza le sue proposte. Il parcheggio interratto in Piazza Insurrezione non sa da fare. Questo è il monito di Padova Bene Comune, il movimento civico guidato da Antonino Pipitone. Troviamo una cosa anacronistica e alla luce anche della linea del tram che passerà entro il 2026, saranno compiuti i lavori proprio davanti Piazza Insurrezione, ci sembra una cosa assolutamente inutile, mentre l'obiettivo è quello di portare meno macchine in centro, consentendo ai cittadini di poterci arrivare tranquillamente in centro. Piazza Insurrezione deve diventare una piazza viva e per le persone, dicono gli esponenti di Padova Bene Comune. È l'ultima piazza che manca per completare proprio il circuito delle piazze del centro storico di Padova. È una piazza sempre stata occupata dalle auto, noi diciamo che è giusto che venga occupata dai cittadini, quindi per attività culturali, per godersi mezz'ora della propria vita, un'ora per fare le cose che uno ritiene più opportune. Tra l'altro parcheggio sotterraneo, solo per ricordare che a 80 metri c'è il parcheggio di Piazzale Europa. Tram e Prandina possono essere le due chiavi per liberare Piazza Insurrezione. A 200 metri c'è la caserma Prandina che il comune ha già iniziato a ristrutturare, dove c'è già un parcheggio previsto di circa 300 posti, è già aperto il parcheggio. Attualmente durante la giornata semivuoto, e se proprio dobbiamo fare un parcheggio sotterraneo, perché non lo facciamo alla Prandina, così la parte superiore rimane un parco. A Bassano del Grappa invece è aperto un dibattito fra Genius Center e Teatro Astra. Di cosa si tratti e come la pensano i bassanesi lo vediamo nel prossimo servizio. Quale destino per l'ex Polo Santa Chiara? Il futuro fa rima con Genius Center, con teatro oppure con che cosa? Lo abbiamo chiesto ai bassanesi. Ristrutturando l'Astra si farebbe un gran bel lavoro. Bisogna vedere quanto viene a costare, chi ci mette i soldi e dopo quanta gente ci andrà una volta fatto. Perché se lo teniamo là come simbolo non è un buon investimento. Senta, nell'ex Polo Santa Chiara, visto che c'è questo cratere, c'è spazio diciamo a sufficienza, lei cosa vorrebbe venisse realizzato lì dentro? Sono tutte proposte che si fanno a livello di partiti in genere per sostenere una propria idea senza pensare poi come verrà utilizzato. Ci sono tante cose che si possono fare, bisogna scegliere le migliori, le più opportune. Per il teatro vorrebbe ristrutturare l'Astra? Penso di sì, almeno un po' per gli anziani come me che hanno conosciuto tutta la storia, il teatro Astra è proprio il simbolo del teatro di Bassano, insomma, ecco. Forse è meglio il teatro, che la gente si tenga sempre un po' più al corrente. Teatro, lei signora preferirebbe anche lei questa soluzione? Il teatro. Secondo me è meglio ricostruire quello in centro, insomma, che è caratteristico di un centro di un paese come Bassano. Il teatro io lo vedrei in centro, perché il teatro è più di solito in tutte le città, è un emblema un po' della città. Tutto ciò che riguarda i musei, tutte quelle cose, lo vedrei meglio fuori. Quindi magari ristrutturare il teatro Astra, certo, che c'è in centro, e lì c'è chi dice un parcheggio, un parco, delle biblioteche, certo, insomma. Più spazi, più servizi, tutto. Il teatro vecchio sarebbe bene ristrutturarlo, sì, però potrebbe essere una soluzione anche... Per noi bassanesi era il massimo.
E tu andresti a teatro? Io vorrei vedere come esce quello nuovo. Bene, vedremo anche noi allora. Per il momento però ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG, dunque ci avviamo verso la Dunata Nazionale degli Alpini che, come sapete, questo maggio si svolgerà in Veneto, a Vicenza. Il Comune ha pubblicato il bando delle aree destinate alla distribuzione del cibo. La Dunata Nazionale delle Penne Nere a Vicenza prosegue la marcia di avvicinamento organizzativa dell'evento che si terrà in centro storico il 10, 11 e 12 maggio prossimo. Una 3 giorni che richiede un poderoso sforzo logistico a più mani tra i vari enti, che non riguarda solo l'organizzazione dello sfilamento e l'accoglienza degli ospiti. Oggi il Comune pubblica un bando molto richiesto che riguarda la disposizione delle aree pubbliche deputate al commercio. Sì, questo è un aspetto che è collaterale rispetto alle manifestazioni, ma che è importantissimo. Ci si aspetta molto. Devo dire che in questi giorni gli uffici hanno ricevuto molte telefonate per capire quando sarebbero stati i tempi di uscita di questo bando, come pensavamo di confezionarlo. Oggi finalmente esce, quindi si può cominciare a presentare le richieste. L'85% dei posteggi verrà destinato alla vendita di prodotti alimentari con o senza somministrazione. Una speciale graduatoria verrà stilata in base alle richieste, che consentirà l'assegnazione degli spazi tenendo conto della necessità di fornitura elettrica ed idrica. Come Comune abbiamo individuato 3 aree che sono attive al centro storico, quindi il perimetro dello stadio, Contrabarche, Contraburci e Viale Rumor e Piazza Araceli. La richiesta è numerosissima in questi giorni, quindi c'è tanta voglia da parte di tutta Italia, di tutti gli ambulanti, di essere presenti per i 3 giorni della Dunata, e 400.000 persone, 400.000 presenze nei 3 giorni fanno sì che le piazzole siano molto appetibili. Ci siamo confrontati, abbiamo guardato anche come si sono mosse le altre città negli anni precedenti, siamo abbastanza in linea sia come prezzi sia come tipologia di organizzazione. In più adesso stiamo ragionando anche su dare la possibilità agli esercizi commerciali nostri che già hanno il plateatico o comunque hanno un'attività di tipo alimentare, di poter sfruttare questa occasione, questa manifestazione anche per poter esporre una banca con una vendita appunto di cibo, panini oppure una somministrazione di bevande. Ed ora invece vi raccontiamo la storia di un bassanese, si chiama Stefano Farronato, alla conquista dell'Islanda per salvare i ghiacciai. I ghiacciai sono il cuore bianco del pianeta e proprio lì, al cuore di tutti, Stefano Farronato vuole far arrivare un messaggio importante. Noi partiremo per una traversata integrale in autosufficienza della calotta glaciale del Vatnajökull in Islanda, con una massa di ghiaccio alta 1 chilometro circa e che si sta andando a sciogliere, per cui i sistemi glaciali oggi sono in assoluta difficoltà, non solo quello dell'Islanda, ma passiamo anche alle cose più grandi come l'Antartide o l'Artide o i ghiacciai delle Dolomiti, per cui stiamo cercando di portare l'attenzione sull'acqua, sulla memoria dell'acqua e purtroppo sullo scioglimento. 50 anni, originario di San Zeno di Cassola ma bassanese d'adozione, Stefano Farronato è diventato esploratore ancora prima di esserlo, quando si appassionò ai viaggi di Ambrogio Fogar. Questa, che partirà l'8 marzo, sarà la sua 19ª grande impresa. La traversata in autosufficienza significa che noi tireremo una slitta che si chiama pulca e nella pulca avremo tutto il necessario per dormire, per mangiare e per il soccorso. Siamo in 3 persone, avremo questa slitta che peserà circa 30-35 kg, per cui poi andare sotto il ghiacciaio attraverso un trasporto di una jeep speciale e da lì inizieremo la nostra traversata, l'ascesa al plateau di circa 1200 metri e poi questi 180 km in mezzo alle caldere e ai venti freddi dell'Artico. Ma prima di partire, che cosa non può mancare nella slitta? Sicuramente 2 cose che mi porto via da sempre. Intanto
un pacchetto di patatine. La seconda cosa che potrebbe far sorridere ma è la vasellina, perché la vasellina deve essere utilizzata nelle cerniere a temperature molto basse, altrimenti le cerniere saltano. Al suo fianco in questa avventura altri 2 esploratori italiani, Roberto Ragazzi e Roberto Fantoli, per 2 settimane estreme, per una sfida sognata e adesso diventata realtà, perché la vita è la più bella delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre. Maurizio Cesarotto è da sabato cittadino onorario di Mestrino, è l'agente di polizia medaglia d'oro al valore civile in sedia a rotelle dal 1993 dopo essere stato gravemente ferito durante un conflitto a fuoco ad Olmo di Creazzo con un gruppo di rapinatori affiliati alla Mala del Brenta, un conflitto a fuoco nel corso della quale morì il collega Loris Giazzon. È una gioia, ma più che altro è vedere le nuove generazioni, perché per me io non esco da casa da tanti anni. Io vedere le nuove generazioni che si apprestano appunto a votare per la prima volta, cioè che la Carta Costituzionale gli sia effettivamente da... Non lo so come dire, gli apra la mente cioè devono riflettere su ogni articolo. Sarà stupendo quando loro capiranno effettivamente che noi abbiamo una Carta Costituzionale che nessun mondo si è applicata, nessun mondo saprà. L'emozione forte di un servitore dello Stato che l'orgoglio di cittadino italiano, difensore della Costituzione, lo vive sulla sua pelle, sulla sedia a rotelle in cui è costretto dal 20 aprile 1993, quando a Olmo di Creazzo, in una sparatoria durante una rapina ai danni della locale filiale della Banca Popolare di Vicenza, venne ferito dai colpi di Kalashnikov sparati dalla banda dei fratelli Rigato, gli stessi colpi che uccisero il collega delle volanti Loris Giazzon. È cittadino onorario di Mestrino Maurizio Cesarotto, a cui oltre alla targa è stata consegnata un'arca che rappresenta le 4 virtù cardinali durante la solenne cerimonia, la seconda giornata della cittadinanza, che ha visto giurare sulla Costituzione più bella del mondo i neo-diciottenni e i nuovi italiani. Una cerimonia densa di significati e carica di emozioni, alla presenza di numerose autorità, tra le quali il vice direttore generale della pubblica sicurezza Raffaele Grassi e il questore di Padova Marco Odorisio. Una cerimonia dall'alto valore simbolico che il sindaco di Mestrino sintetizza così. Un messaggio forte, un messaggio di Stato, contemplato anche dalla presenza autorevole e importante di varie autorità statali, civili e militari. Un Mestrino è stato veramente una piccola porzione oggi di Stato che ha fatto grande una nazione che è l'Italia. Ora parliamo della fiera di Godega di Sant'Urbano, che ha sottoscritto un patto di amicizia con la festa della Trebbiatura di Campodoro. Un gemellaggio firmato dai 2 sindaci Gianfranco Vezzaro per Campodoro e Paola Guzzo per Godega di Sant'Urbano. È il patto di amicizia stretto tra 2 degli eventi più significativi dei territori, l'antica fiera di Godega di Sant'Urbano che si apre oggi e la festa della Trebbiatura di Campodoro che si svolge a fine giugno. I 2 comuni si impegnano a sviluppare e consolidare rapporti di solidarietà e scambi culturali. Siamo convinti che preservare e divulgare ciò che è stato il nostro passato agricolo sia una chiave di lettura fondamentale per costruire un'agricoltura moderna che coniughi il rispetto per l'ambiente, la qualità produttiva e la sua naturale evoluzione, ha commentato il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro. E da Campodoro ci spostiamo a Venezia perché nel suo ultimo giorno alla guida della Biennale il presidente Roberto Cicutto ha concesso una lunga intervista in esclusiva alle nostre reti per un suo bilancio. Roberto Cicutto è entrato nella storia come il presidente capace di portare la Biennale di Venezia a battere ogni record. In una lunga intervista, di cui vediamo oggi una prima parte, rilasciata in esclusiva a Media Nord-Est nell'ultimo giorno del suo mandato, dice: Terzo anno consecutivo in cui c'è il segno più nel bilancio. Storicamente la Biennale
aveva delle perdite nell'anno di architettura che venivano coperte invece con i ricavi dell'anno di arte. Quindi questo quadriennio com'è stato? Ma per me è stato ovviamente bellissimo, interessante, una grande esperienza oltre che professionale, umana. Ricordiamoci che sono arrivato una settimana prima del lockdown, non ci siamo mai fermati, ho trovato una macchina che funzionava straordinariamente bene e una grande generosità da parte di tutto il team della Biennale che non mi ha mai detto di no a nulla quando abbiamo deciso per esempio nel 20 di fare quella mostra che ha segnato poi l'inizio del Centro Internazionale di Ricerca, le Muse Inquiete. Nessuno avrebbe potuto dire se sarebbe stata aperta o meno, malgrado questo abbiamo rischiato, abbiamo lavorato, i 6 direttori insieme hanno attraverso Zoom con la collaborazione delle persone che lavorano in archivio visionato i materiali che potevano essere mostrati in mostra ed è venuto fuori un evento che assieme alla mostra del cinema che ha inaugurato qualche giorno dopo è diventato l'unico vero evento internazionale in presenza nel primo anno del Covid, quando davvero non sapevamo che cosa fosse. Quindi c'è stato un inizio col botto. Da domani tocca a Pietrangelo Buttafuoco raccoglierne il testimone. Rimaniamo a Venezia perché l'ammiraglio direttore marittimo del Veneto, Filippo Marini, ha visitato il Museo del Mare di Ferruccio Falconi a Lido di Venezia con gli auguri per la ricorrenza dei 97 anni di Falconi. Ho respirato tantissimo entusiasmo da parte del comandante Falconi, un'età incredibile. Siamo vicini alla soglia dei 100 anni e a quest'età c'è ancora un entusiasmo da ventenne. Il comandante della Capitaneria di Porto Filippo Marini, anche in veste di direttore marittimo del Veneto, ha portato i suoi auguri di buon compleanno al mitico Ferruccio Falconi con 40.000 pilotaggi di nave reattiva che domenica festeggerà brillantemente i suoi 97 anni. L'occasione è stata una gradita visita al Museo del Mare, creato proprio da Falconi a Lido di Venezia, con l'obiettivo di tramandare la cultura marinara ai giovani. Un museo dinamico dove tutti gli oggetti in esposizione si possono anche testare e toccare, dove non si paga il biglietto e ci sono tante novità. Al festeggiato è stato portato in dono dall'ammiraglio il crest in bronzo della Capitaneria. La situazione della marineria a Venezia, crociere eccetera, come siamo per questo 2024? Cosa ci aspetta? Ma c'è una grande progettualità da parte dell'autorità di sistema portuale, il Presidente è un po' un vulcano da questo punto di vista come idee, condividiamo tanti progetti ma sempre per il bene del porto. Ferruccio Falconi dal canto suo non vuole proprio andare in pensione e lancia tante idee, progetti e sogni per il futuro da realizzare. Venezia è stata grande con le navi e senza ponte. Il degrado di Venezia è iniziato col ponte e quello che è bello per me è stimolare i giovani alla navigazione. Tant'è vero che c'è uno dei miei allievi è arrivato adesso recentemente il mese scorso ad assumere il comando della seconda nave più grande dei passeggeri del mondo. Con i 97 anni di Ferruccio Falconi si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e a seguire il telegiornale di Vicenza. Poi questa sera appuntamento naturalmente con il talk show Focus. Per ora da Focus TG è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.